Dopo il ritrovamento di resti umani in via della Chimica a Marghera, partite le analisi di laboratorio per risalire all'identità. Dai brandelli di vestiti ritrovati accanto potrebbe trattarsi di una donna. È fuori pericolo ma ancora ricoverato il vigilante 25enne accoltellato in servizio lo scorso fine settimana a Venezia. Sporgerà denuncia anche la ditta di vigilanza. È stato un tentato omicidio, dice il titolare. Femminicidio di Spinea dello scorso settembre. Lilia uccisa con 85 coltellate, così dal referto del medico legale depositato nei giorni scorsi. Per il marito potrebbe prospettarsi l'ergastolo. Cervo attraversa la strada e causa un incidente a Concordia. 4 feriti. Lo scontro è avvenuto sulla Triestina Bassa. 3 i mezzi coinvolti, una vettura e 2 furgoni. Vale 400.000 euro lo sciopero lanciato dal presidente degli albergatori Iesolani Contarini. Ha invitato gli associati a sospendere il pagamento del canone RAI finché non si riceverà il segnale della TV. Cultura significa anche promozione economica. Venezia può e deve avere un grande futuro, così il ministro San Giuliano oggi in visita a Palazzo Ducale. I 100 anni di nonna Ernestina, per lei festa a sorpresa al supermercato organizzata dalle commesse con torta, palloncini, una cesta colma di generi alimentari e 3 buoni spesa da 50 euro ciascuno. Ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Anche in questo caso vi sottopongo prima di tutto il sondaggio di Ring di questa giornata, di questa sera. Vi stiamo chiedendo se siete d'accordo con l'intervento del presidente ucraino Zelensky al Festival di Sanremo. Per dire di sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690. L'esito come sempre del sondaggio, la vostra opinione la sveleremo poi in prima serata nel corso di Ring. E dunque, lo avete sentito, c'è stato un macabro ritrovamento a Marghera, sono state avviate le analisi di laboratorio per avere le prime risposte sui resti umani ritrovati casualmente. Al momento tutte le ipotesi investigative rimangono aperte. I rami che erano stati tagliati per essere portati via sono rimasti, qui la zona è stata completamente transennata. Questo è lo scenario in cui è stato ritrovato ieri pomeriggio, sono stati ritrovati i resti di un cadavere del quale ancora non si è in grado di risalire all'identità. Le prime risposte, quelle basilari per stabilire almeno il sesso, l'età e il momento della morte, potranno arrivare solamente dal risultato delle analisi di laboratorio su quel che rimaneva di uno scheletro umano e dei suoi vestiti, ritrovati casualmente da degli operai impiegati a tagliare degli arbusti nei pressi della rotonda di Via della Chimica a Marghera. Esiti che andranno poi confrontati con le liste delle persone scomparse per cercare di dare un nome e un cognome alla vittima. Al momento tutte le strade rimangono aperte. Via della Chimica è una lunghissima arteria che per chilometri percorre questa zona di Porto Marghera, fatta di una fila interminabile di capannoni, un'arteria percorsa da un traffico infinito di mezzi pesanti. Via della Chimica non è certo il luogo in cui si viene a fare una passeggiata, non ci sono neanche i marciapiedi, ci sono solamente, per così dire, migliaia e migliaia di container e tantissimi capannoni industriali. Lo stato di decomposizione in cui si trovavano le ossa, i vestiti, un paio di scarpe, inducono a pensare che il corpo fosse lì da parecchio tempo. Come ci sia arrivato e rimasto così a lungo, in mezzo a rifiuti e vegetazione selvaggia, se si sia trattato di una morte accidentale o violenta, rimane un mistero. Poco dopo l'allerta degli operai, sul luogo del ritrovamento sono arrivate la polizia locale e la polizia scientifica della questura, assieme ai vigili del fuoco che hanno illuminato l'area. Primo passo di un'indagine che al momento rimane piena di punti interrogativi. È fuori pericolo, sebbene rimanga ancora ricoverato, il vigilante 25enne accoltellato da un gruppetto di ubriachi nello scorso fine settimana a Venezia. Si è trattato di un tentato omicidio, accusa il titolare della ditta che a sua volta sporgerà denuncia contro ignoti.
15 giorni di prognosi dal pronto soccorso di Mestre per il vigilante 25enne, accoltellato alla schiena mentre era in servizio con 3 colpi di fendenti, di cui uno andato in forte profondità, rischiando la vita e la paralisi nella notte tra sabato e domenica scorsa a Venezia, a Rialto, in campo Bella Vienna, da un gruppetto di persone tutte ubriache di nazionalità albanese. Ora in fase di identificazione da parte della polizia locale, che dalla smart control room del Tronchetto sta passando al setaccio frame dopo frame le immagini di videosorveglianza dell'area. Troppo pochi 15 giorni perché le forze dell'ordine possano intervenire anche d'ufficio in mancanza della denuncia. Ce ne sarebbero voluti almeno 20, vale a dire soltanto 5 giorni di prognosi in più. Ora il vigilante è fuori pericolo, sebbene ancora ricoverato e in forte stato di shock. Sarà la ditta di Security a sporgere denuncia. Si è trattato di tentato omicidio, dice il titolare. Senza quella divisa così spessa che gli ha salvato la vita, forse saremmo qui a piangerlo. Fortunatamente è andata diversamente, conclude auspicando in una pronta e veloce modifica legislativa. Ora torniamo a Spinea, al femminicidio, lo ricorderete, della quarantenne moldava Lilia. Depositate in questi giorni le conclusioni con le ultime scioccanti rivelazioni emerse dall'autopsia. 85. Tante sono state le coltellate inflitte a Lilia Patraniel, la quarantenne moldava uccisa lo scorso settembre nella sua abitazione a Spinea dalla furia omicida del compagno Alexandru Ianosi, 35enne romeno. È emerso dall'autopsia. 2 i colpi mortali che hanno raggiunto la donna tra il torace e l'addome e le numerose ferite poi sul resto del corpo. Colpi inferti con una violenza tale fino a quasi a staccarle un braccio. Per Ianosi, in carcere dal giorno del delitto, si prospetta ora un processo davanti alla Corte d'Assise per omicidio aggravato dal vincolo della convivenza, reato per cui non è ammesso il rito abbreviato con lo sconto di 1/3 della pena. Il suo difensore probabilmente chiederà alla Corte una perizia psichiatrica. Tutto quella sera sarebbe stato scatenato da un litigio. Sembra che la donna volesse lasciare il compagno violento, come avrebbe ammesso lui stesso nell'ultimo interrogatorio. Incidente stradale questa mattina verso le 7:30 sulla Jesolana, in prossimità di Ponte Marango tra Concordia Sagittaria e Caorle. Un capriolo ha attraversato la strada facendo frenare un'auto improvvisamente a sua volta, tamponata da un furgone che è stato centrato da un altro furgone finito nel fossato laterale con le ruote all'aria. Lo state vedendo. Tra i feriti sul posto i carabinieri per i rilievi, il personale del 118, il soccorso stradale, inevitabili i disagi al traffico. Lasciamo la cronaca, andiamo a Venezia. Venezia che non ha solo un grande passato, può e deve avere anche un grande futuro. Così il ministro Sangiuliano oggi in visita a Palazzo Ducale e alla Fenice. Rischio di dire cose scontate se ricordo la centralità fondamentale di Venezia nel sistema della cultura della nazione. Questa è una vera e propria capitale mondiale della cultura, rispetto alla quale il mio Ministero darà sempre la massima attenzione. Una visita che ha avuto 2 tappe fondamentali al Teatro La Fenice e a Palazzo Ducale, quella del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che, accompagnato dal sindaco Luigi Brugnaro, ha visitato 2 dei simboli della città. Conosco Gennaro da molti anni e so che conosce i problemi che ha Venezia, come in generale tutti i centri particolari della storia. Venezia è molto delicata e sarà proprio il governo e la sua interezza ad affrontare la questione nei prossimi periodi, insomma. Però già che sia qua è una testimonianza importante, insomma. Venezia vanta un passato millenario che per secoli è andato di pari passo con la storia del continente europeo. E oggi, pur con le sue fragilità, può e deve continuare a giocare un ruolo importante. Io più volte ho detto che l'Italia ha 2 pilastri fondamentali. Da una parte l'impresa, la capacità di trasformare materie prime in prodotti applicando il genio italico. L'altro grande pilastro del sistema nazione è appunto la cultura. La cultura significa anche promozione economica di quello che il passato ci ha trasmesso e rispetto al quale noi dobbiamo essere degni. È una decisione che vale 400.000 euro, quella lanciata dal presidente degli albergatori jesolani, Contarini, che ha invitato gli associati a sospendere il pagamento del canone RAI finché non si riceverà il segnale della TV di Stato nella località balneare.
Abbiamo deciso di sospendere il pagamento del canone. Non vediamo i canali RAI, non solo negli alberghi ma in tutta la località di Jesolo, e quindi ho dato mandato ai miei associati, i 250 associati, di sospenderlo. Niente segnale, niente canone. Ha scelto la linea dura il presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori Pier Francesco Contarini, che ha esteso a tutti gli associati l'invito ad una sorta di sciopero bianco in attesa che venga risolto un problema che si trascina da tempo. Peraltro le attività ricettive versano allo Stato un canone speciale rispetto alle utenze casalinghe, mediamente 1.000 euro ad albergo. Ciò significa che se tutti gli hotel di Jesolo sospendessero il pagamento del canone RAI, nell'immediato verrebbe meno un importo di quasi 400.000 euro. Già l'anno scorso noi avevamo evidenziato il problema, avevamo inviato lettere, i colleghi di Caorle anche loro erano un po' inviperiti per questo. La ricezione in Veneto, ci è stato detto, è la peggiore ricezione fra le regioni italiane. La rassicurazione ricevuta dagli albergatori è che il problema di ricezione sarà risolto con l'introduzione del sistema di trasmissione DVB-T2. Quando sarà ripristinato il segnale, ha risposto allora Contarini, oggi ospite di Focus TG condotto dal direttore Luigi Bacialli, riprenderemo a pagare il canone. Fino ad allora lo sospendiamo. Riguarda tutta la località. Noi ci siamo fatti portatrici di un problema importante che penso riguardi Jesolo, riguardi le aree vicine, e quindi è giusto che sia una battaglia che tutti portiamo avanti insieme. È un servizio che manca e ricevere una recensione negativa perché non si vedono i canali televisivi è di particolare impatto. Ora parliamo invece di strutture per anziani non autosufficienti con i dati emersi dall'ultima ricerca della CISL regionale. Anziani non autosufficienti da qui al 2042 nella nostra regione aumenteranno del 43,2% e nell'RSA aumenterà la carenza dei posti letto, visto che serviranno altri 10.700 posti, e quanto emerge dall'indagine condotta e presentata dalla CISL regionale. Chiede interventi sul fronte pubblico e lancia l'allarme. Siamo fortemente convinti che il pubblico deve farsi appunto carico di tutto il nuovo sistema per quanto riguarda la gestione delle case di riposo, tenendo conto che in questi mesi da parte della Regione del Veneto verrà fatta emanata la proposta di riforma delle IPAB, e la nostra preoccupazione è che ci sia uno spostamento verso il privato, e noi invece chiediamo che la gestione delle IPAB rimanga nel sistema pubblico. Nel riassetto della sanità, qual è la distribuzione delle RSA in Veneto? Quali i territori con minore copertura di posti letto? E Venezia è la provincia dove ha aumentato il peso delle residenze per anziani del privato, registrando dal 2016 al 2020 un più 6,95% rispetto al totale regionale dell'offerta. È aumentato di 2 punti percentuali, da 47 a 49 in 4 anni. Di nuovo, la velocità con cui certi fenomeni accadono è veramente importante, soprattutto anche poi nell'ottica di fare programmazione. E poi c'è il fattore genere. Tra i novantenni prevalgono soprattutto le donne e con un reddito minore rispetto a quello degli uomini. Quindi con pensioni più basse, bisogni ovviamente specifici e una vita media più lunga, quindi diciamo nel momento in cui si va ad offrire un servizio lo si deve per forza di cose mirare e fare però sempre attenzione al fatto che ci sono delle esigenze specifiche in quella specifica fascia di età e in quello specifico sesso. Sempre più famiglie costrette a risparmiare sulla spesa, lo sostiene numeri alla mano chi si occupa dell'andamento di un grande supermercato a Marghera. Dopo la pandemia ci sono state, dei cambiamenti sulle famiglie. Diciamo che il momento storico è ancora molto incerto, è difficile fare delle previsioni su quello che potrà succedere a breve. Certo è che le famiglie presentano diverse difficoltà. L'aumento esponenziale dei mutui che non si arresta, i rincari di luce e gas, la benzina, l'inflazione stanno mettendo in seria difficoltà le famiglie che, come racconta chi lavora in una grande catena di supermercati, iniziano a tagliare anche sulla spesa quotidiana per poter sostenere le spese che sono lievitate.
Un periodo difficile, iniziato con la pandemia e giunto all'apice ora. Ma nonostante questo, il supermercato ha sempre lavorato a pieno ritmo, anche con agevolazioni per chi è maggiormente in difficoltà. E con i suoi circa 85 dipendenti è sempre alla ricerca di nuovo personale. L'azienda è sempre alla ricerca di persone da inserire. Sul sito pampanorama.it sono presenti le richieste di personale a seconda dei momenti, delle situazioni, dei periodi e tutte, che ci sono. Magari se ci sono attività particolari sul territorio, nuove aperture, ristrutturazioni e tutto il resto, c'è sempre la richiesta di personale. Mentre il Veneto attende l'autonomia, la Regione sta lavorando per ottenere in tempi più rapidi un'autonomia anche per la gestione diretta del demanio. Il 2 di febbraio verrà approvata la bozza in Consiglio dei Ministri e poi cercheremo di accelerare l'iter perché si possa realizzare quanto prima una riforma indispensabile non solo per i veneti ma per l'Italia intera. Mentre il Veneto attende l'autonomia, la Regione lavora per ottenere in tempi rapidi un'autonomia anche per la gestione diretta del demanio. A rivelarlo l'assessore Calzavara, intervenuto al convegno durante la Fiera dell'Alto Adriatico a Caorle sul tema piano turistico territoriale di ripresa e resilienza. C'è questo decreto legislativo che può permettere al governo di cedere il demanio marittimo e quindi è una riflessione che stiamo facendo per comprendere se questo passaggio può essere effettivamente applicato e strutturare un ufficio regionale che possa essere capace di interpretare quelli che sono i bisogni che anche oggi sono emersi, che sono quelli della pianificazione, che sono quelli della programmazione, ma avere anche quelle risorse che ci permetteranno di fare quegli investimenti di lungo periodo che oggi la Regione non può permettersi. Chiediamo con forza al Governo di produrre dei criteri meritocratici che consentano di riconoscere il valore che in tanti anni gli operatori veneti hanno saputo creare investendo e realizzando dei sacrifici economici importanti. Presente anche il sindaco di Cavallino e presidente della conferenza dei sindaci del litorale che da tempo fa una richiesta specifica. Pensare di avere delle regole generali, una cornice, soprattutto anche per il demanio, per le concessioni sia utile, ma poi devono essere declinate nei singoli territori adattandosi a quelle che sono le peculiarità delle spiagge, dei comuni e delle varie zone. Ed è quello che in sostanza abbiamo detto, pensando alla necessità di avere lo status di città balneare. Ora andiamo insieme a vedere quale festa è stata riservata per i 100 anni di nonna Ernestina, festa a sorpresa al supermercato. Festa sorpresa per la super nonna Ernestina Drecogna, nata a Udine e nel tempo trasferitasi prima a Venezia, poi a Marghera. Non lo aspettavo per niente, assolutamente no, non mi aspettavo una cosa così grande. Un traguardo meraviglioso che tu, Ernestina, una piccola, grande donna, hai raggiunto. 100 anni. A festeggiare nonna Ernestina, i figli, le nipoti, la nuora Susi, l'assessore Venturini con il presidente della municipalità di Marghera Marolo. Per lei, con la torta, i palloncini colorati e la fascia, anche tutte le commesse del supermercato, dove tutti i giorni e da sola con il suo deambulatore va a fare la spesa. Sono state loro a volerla tributare tra lacrime di gioia e commozione. Ernestina è unica. Ernestina si fa amare da tutti e questa è stata, scusatemi ma sono molto emozionata. Casalinga da sempre, ma lavorando anche in servizio nei bei palazzi veneziani, racconta che come regalo vorrebbe terminasse la barbarie della guerra in Ucraina. Sono cose disastrose, non dovrebbero mai succedere queste cose brutte che sono successe ora. Non me lo sarei mai aspettata di arrivare a questo punto, di dover vedere tante barbarie, insomma, tanta distruzione. Come regalo per i suoi 100 anni, con la cesta alimentare, 3 buoni spesa da 50 euro ciascuno, una borsa e un bellissimo e colorato mazzo di fiori. Gli auguri anche da parte nostra a questa super nonna.
La Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, nella serata che a metà marzo assegnerà a Los Angeles gli Oscar, sarà presente con 24 nomination per 8 film presentati al Lido. La Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia fa meglio di tutti e si conferma il migliore trampolino di lancio verso gli Oscar di Los Angeles, la notte più importante dell'anno per il mondo del cinema. Le nomination, annunciate in questi giorni, hanno assegnato 24 candidature per 8 film presentati in anteprima mondiale al Lido. A guidare la parata di stelle è il film Gli spiriti dell'isola con ben 9 candidature. Il commento del direttore della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Roberto Barbera, che è anche uno dei giurati dell'Academy. Chi ne esce meglio invece è la Mostra del Cinema di Venezia, che si conferma ancora una volta come il festival più importante per segnalare i film e per promuovere i film che poi arriveranno alla cerimonia finale degli Oscar. Con 8 film e 24 nomination, Venezia ha fatto meglio di tutti gli altri. Ne siamo ovviamente orgogliosi, un po' devo dire ce l'aspettavamo, perché la conferma di una tendenza in atto negli ultimi anni. Aspettiamo quindi i risultati finali e vedremo se il grande vincitore sarà uno dei film che provengono dal Lido di Venezia. Non sono mancate però le sorprese. Sono finalmente arrivate le nomination per il premio più ambito dell'anno. Qualche piccola sorpresa, un paio di film forse sopravvalutati che hanno ricevuto moltissime candidature per statuetti principali e non, un film ampiamente sottovalutato che è Babylon di Damien Chazelle, che invece è un film importante, estremo e provocatorio sulla storia di Hollywood. È tutto, grazie per essere stati con noi, come sempre ora l'edizione di Treviso, adesso le previsioni del tempo, arrivederci. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Bentrovati al meteo. Alta pressione delle Azzorre sull'Italia. A febbraio esordirà con tempo stabile e clima un po' meno freddo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di mercoledì vedrà un ampio soleggiamento, precipitazioni assenti. In pianura maggior probabilità di formazione di foschie o locali banchi di nebbia, specie nelle ore più fredde. Altrove cielo sereno o velato. Temperature senza variazioni di rilievo, minime tra 1 e meno 3 gradi, massime invece comprese tra i 5 e i 7 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole con cielo variabile, aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata, estese gelate in pianura, verso sera possibili nebbie o foschie su pianura e costa. Temperature minime tra meno 1 e 2 gradi, massime sui 6-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà molto soleggiato, vedete, con addensamenti specie sui settori più settentrionali della regione. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 10-11 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.